La bimba di 5 mesi di Chioggia è trasferita a Padova in terapia intensiva dallo scorso 9 maggio è risultata positiva alla cocaina. Si ipotizza si sia trovata in un ambiente nel quale i genitori oppure dei conoscenti abbiano consumato la droga. Famiglia attenzionata e seguita dai servizi sociali della città, dice oggi il sindaco. Chiaro che mi auguro insomma, che emergano delle notizie ovviamente confortanti, ecco, per la bambina prima di tutto e poi anche per l'ambiente familiare. La piccola, trasferita dall'ospedale di Chioggia a Padova per un'emorragia cerebrale, presenta tracce dello stupefacente nei capelli e sulla pelle. Secondo i sanitari e dall'esito del test non deriverebbero da un'assunzione, bensì da un contatto esterno con la sostanza. E noi siamo pronti ad intervenire e ad aiutare le persone. Sul corpicino della bimba, inoltre, sarebbero stati notati anche dei traumi. Ciò che si vuole chiarire ora è se la neonata sia stata vittima o meno della sindrome del baby shake, ovvero lo scuotimento violento e continuo per farla smettere di piangere, oppure se si sia trattato di una semplice disattenzione. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo al momento senza ipotesi di reato e senza indagati. La speranza e gli auguri di un graduale ritorno alla normalità per la piccina da parte del sindaco Armelao. Mi auguro che la bambina possa star meglio, possa guarire, star bene e possa ritornare a Chioggia, insomma, a giocare con i propri amici.